Ciao, vai giù, come stai? Spero tutto bene, vai giù. Questa live, come vedete dal titolo e dalla miniatura, pre-Napoli. Scusate, pre-Atalanta, Napoli. Mi sentite? Vai giù. Aumentiamo, ragazzi, dai. Allora, datemi un attimo io che sto un attimo al computer. Uh, ok. Vai giù, mi raccomando, scrivete qualcosina su, sulla partita del Napoli che avverrà quest'oggi pomeriggio alle ore 15. Sarà visibile su DAZN, la potete vedere su DAZN. Ciao Maria Grazia, ehi Andrea, come stai? A posto. Dai ragazzi, commentate su questa partita del Napoli, sulla partita del Napoli oggi. Magari poi mi potete chiedere sempre se volete, poi fate voi. Magari per il mio pronostico, poi scrivetemi il vostro pronostico qui sotto nei commenti, anche voi. Ehm, Oppure che puli tu. Ah, boh. Batman pronostico 1-0 Napoli. Al gol Spinazzola. Il tuo Andrea, qual è il tuo pronostico? Quindi Vincenzo, come stai? Tutto bene? Facci il tuo pronostico nei commenti, Vincenzo. E mi raccomando, lasciate tutti i like. Ragazzi, se lasciate like, vi metto il link della community WhatsApp qui sotto nei commenti. Il mio pronostico è 0-0. Beh, ci potrebbe pure stare lo 0-0. 1-2 Atalanta con Ederson e Napoli con Elmas e Vergara. Ci può stare, però secondo me Andrea Elmas non so se può segnare. Dovrebbe essere titolare, però non so per quanto può andare avanti, perché se vedi i gol del Napoli avvengono per la maggior parte nel secondo tempo e penso che nel secondo tempo verrà levato. Come si chiama Elmas? 2-1 Napoli, con Spinazzola e dell'Atalanta, De Run, te lo dico proprio esotico, che nessuno te lo direbbe, è vero? De Run è molto esotico e non viene tanto usato. Penso che il Napoli non la perde. Sì, sì, ho capito Andrea chi sei, capito. Sei Andrea, eh, il fratello dell'altra Andrea, di Carmine. Correggimi se sbaglio.
Grazie per i 100, Maria Grazia. Allora, stavo dicendo proprio perché pensavo che era un'altra Andrea, quindi ha detto, vedi che c'è un'altra Andrea, che conosco diversi Andrea. Andrea, mo ti faccio una domanda, ed è esclusivamente per te, perché per gli altri che hanno scritto già sono nel gruppo WhatsApp. Tu puoi entrare nel gruppo WhatsApp. Sì, Davide, mo ti metto il link. Il gruppo WhatsApp. Ti ho messo Davide il link. Il gruppo Andrea, il gruppo WhatsApp della community di Battana. Ma sto perdendo capire. Non so se si apre, eh. Dimmi, Davide, dimmi se si apre nei commenti. Ah, nello studio di StreamYard, no, non me lo dovevi dire prima. Perché mo ho saltato già la live e quindi chi vorrei a Napoli in estate? Vorrei, la vedo difficile, ma vorrei, come si chiama? Scusate, Leao. La vedo difficile, ma vorrei Leao. Oppure ti direi anche il centrocampista, di nuovo il centrocampista dell'Inter, Zielinski. Lo vorrei di nuovo, per esempio. Napoli, per esempio, il Napoli doveva cercare a tutti i costi di rinnovarlo. Ciao Andrea, ci vediamo magari in una prossima live. Ragazzi, scusate un attimo se mi muto un attimo, però devo andare a prendere un attimo il mouse per il computer. Scusatemi, ho fatto. Dai ragazzi, voglio più domande, voglio più attivi, ragazzi. Davide, non...
Trovate il metodo per entrare nello studio. Se vuoi entrare nello studio, dimmelo qua sotto nei commenti. Dimmi nei commenti se vuoi entrare nello studio. Magari parliamo insieme. Magari lo metto nei commenti il link. Ok, l'ho l'ho messo. Non si può fissare. Ma ragazzi, lo giro pure nel gruppo WhatsApp. Ok, ho fatto. Non si può fissare, siamo sicuri. Ho messo sul palco. Ragazzi, commentate. Commentate, ragazzi, fate venire tutti, mettete like con tutti i telefoni, con tutti gli account che avete, che così. No, che ho fatto? Ok. Ragazzi, dai, ragazzi, dai. Ragazzi, dai. Già. Commentate con tutti i telefoni. Dai, voglio bene, Te voglio bene assai. Dai, ragazzi, commentate. Perché ricordo, per chi vuole entrare in live con me in questo preciso momento, cliccate sull'ultimo link che ho messo nei commenti, entrate in live con me e parliamo pure. Dai, ragazzi. Dai. Ragazzi, ricordo per chi è nuovo di lasciare like, di iscriversi al canale e per chi vuole entrare in questo preciso momento in live con me,
cliccate sul link e io vi metto qui vicino, il limite di 6 persone. Ma ragazzi, c'è l'altro ci dice, oggi rientra De Bruyne. Lo so, ho intercettato la news. C'è intercettato la notizia proprio 5 minuti fa. Te voglio bene assai. Ragazzi, per chi vuole entrare in live con me, già sapete, cliccate l'ultimo link che vi ho mandato. Mi verrete raggiunti nel palco. Appena mi esce che siete sul palco, verrete messi in live con me, proprio qua vicino. Quindi non costa nulla, mettete come vi chiamate, come vedete qui, non so se leggete in basso, sta scritto Batman, mi chiamo Batman e la stessa cosa da voi. Non dovete per forza mettere un nome, un cognome, ma dovete, lo potete mettere anche un soprannome. Scusate se sposto ogni tanto l'inquadratura. Ah, boh, non lo costa niente, è gratis. Quindi, se volete, potete venire in live con me. Scusate ragazzi, se ogni tanto sposto la videocamera, però sto un attimo con il computer, quindi ogni tanto devo spostare la videocamera. Ma boh, ragazzi, fate, commentate, lasciate un bel like. Dai. Che poi, giusto, io pensando, no? Pensiero mio che in questo momento mi è sorto. Ma sia per esempio il Napoli, no? Ok, dovrebbe cambiare allenature, ok? E e non tenere più Antonio Conte. Secondo me, magari se prende il Napoli un allenatore un po' più forte anche a livello europeo, Antonio Conte ce lo potremmo scordare, cioè magari se questo allenatore ci fa vincere trofei a livello europeo e nazionale, eh, eh. Ragazzi, io vi devo salutare per forza, non viene nessuno in live, quindi saluto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like.